L'udienza è stata rinviata al 23 ottobre in attesa che il Tribunale di Venezia acquisisca nuovi documenti dagli uffici giudiziari polacchi e questo malgrado la Procura avesse chiesto di chiudere il dibattimento e andare a un pronunciamento. Si allungano i tempi per l'eventuale rimpatrio del bambino di Mogliano Veneto portato con sé in Polonia dalla madre nel 2018 quando aveva solo 3 anni. Bambino che il padre italiano da allora non vede malgrado una sentenza di affido condiviso da parte dei magistrati italiani recepita anche dai colleghi polacchi. Una battaglia condotta dal papà e dalla madre di quest'ultimo, la signora Yolanda, la nonna del piccolo, l'unica che riesce ancora ad avere contatti col bambino che oggi ha 8 anni e a cui la donna riesce a parlare in videochiamata ogni 15 giorni. È di queste ore inoltre la notizia che Yolanda ha ottenuto anche di poter avere 4 colloqui con lui. Per il resto, questa è l'accusa della nonna, la madre del ragazzino lo ha totalmente sottratto agli affetti del padre e della sua famiglia, non fornendo neppure un indirizzo di casa. E questo malgrado lui stesso, prima di essere portato all'estero, avesse disperatamente chiesto di rimanere col papà. Come testimonia un video prodotto dalla nonna stessa e acquisito dal giudice tramite la questura di Venezia solo in quest'ultima udienza. Un percorso lungo e tortuoso in cui la famiglia si sente abbandonata dallo Stato che, denuncia la nonna, non sta facendo nulla per riportare in patria un suo cittadino.